buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Palermo ha confessato il 17enne accusato di aver ucciso Lino Celesìa in discoteca. La movida violenta continua a far paura. Deserto il Consiglio Comunale convocato per adottare misure più stringenti. Un giallo, l'omicidio del migrante trovato morto su un barchino di rifugiati vicino a Lampedusa. C'è anche un ferito, non è in condizioni gravi. Con l'anno nuovo arrivano gli aumenti, cibo, bollette e telefonia. Per il Codacons quasi 1.000 euro in più a famiglia. Caldo e siccità, drastico calo delle riserve idriche nelle dighe siciliane. Nell'anno più arido di sempre si registra un meno 13% di acqua rispetto al 2023. In Sicilia, infatti, il clima ormai è desertico, non ha dubbi. Alice Quattrocchi, portavoce di Fridays for Future. Dobbiamo imparare ad adattarci a queste situazioni estreme. Grande festa al Museo del Cinema di Catania, attori, registi, operatori celebrano i 20 anni della Galleria alle Ciminiere. A Palermo si ritrovano le donne che guardano oltre. Stefania Auci chiarisce, sono sempre di più, prendono coscienza e denunciano gli abusi. Calciomercato, Palermo, Catania e Messina pronte ad operare per rinforzare le rose. Tra i rossazzurri potrebbero essere 5-6 i partenti. Bentrovati, ci potrebbe essere una guerra tra bande dietro l'omicidio di Lino Celesìa, per il quale ha confessato il minore dei fratelli arrestati. La mobile di Palermo indaga su una eventuale premeditazione. Tra i residenti della zona di Via La Lumia regna ancora la paura. Marco Gullà. L'omicidio di Lino Celesìa potrebbe non essere legato a futili motivi, ma secondo gli inquirenti ci sarebbe altro: sconfinamento di territorio tra bande rivali per la gestione dei locali della movida, oppure il controllo dello spaccio nelle zone dove è più intensa la presenza del popolo della notte che affolla i luoghi del divertimento. La squadra mobile di Palermo è al lavoro per capire se questo delitto, che sarebbe stato compiuto da un ragazzo minorenne assieme al fratello, potrebbe essere premeditato. Intanto, sul luogo dell'omicidio, precisamente nel quadrilatero di Via La Lumia, qualcosa è cambiato. Come vediamo anche da queste foto, controlli e presidi sono nettamente aumentati. Nei locali gli esercenti ingaggiano vigilanza privata e buttafuori per evitare disordini, ma tra i residenti c'è ancora paura, soprattutto dalle 21 in poi. Ci sono presidi, ci sono polizia, carabinieri, controlli, assolutamente sì. Ma la gente sì, ha paura. Io vivo in questa zona e non sto tranquilla, ho dei ragazzi giovani, non sto tranquilla perché la situazione è questa, è una situazione ormai di paura per tutti, cosa che prima non c'era, non esisteva. Adesso si è insinuata, anche purtroppo per quest'ultimo fatto gravissimo che è capitato, una paura da parte di noi residenti che non stiamo più sereni, non viviamo più la nostra vita in maniera tranquilla. Al momento la Via La Lumia è blindata, pochissimi giovani presenti nei locali, controlli capillari, ma il timore è che fra qualche settimana tutto tornerà come prima. Sicuramente in questo momento c'è un momento di allerta, di allarme, di controlli decisamente più presenti rispetto al passato, ma noi questo non ci fa stare sereni, perché noi abbiamo visto diversi momenti, mai come questo, chiaramente tragico, la morte di un ragazzo, con l'uccisione di un ragazzo. Ma sicuramente appena questa vicenda si sgonfierà, perché si dovrà sgonfiare per ovvie ragioni, torneremo come prima. Perché torneremo come prima? Perché le regole non ci sono e se ci sono non vengono fatte applicare. Far West anche a Catania, si spara pure per rubare un'auto, ma l'episodio avvenuto ieri mattina a Librino e la testimonianza della vittima non convincono gli investigatori. Tonino De Mana. Montepo a fine novembre, via Capopassero e Librino 2 settimane fa e ieri mattina all'alba. 3 indizi fanno una prova. A Catania c'è troppa gente dal grilletto facile. Si spara in strada, incuranti delle conseguenze, con il serio rischio che prima o poi ci scappi il morto. Si entra in azione e si apre il fuoco anche per rubare un'auto, come è avvenuto ieri mattina sul viale Bummacaro, quando 3 persone a bordo di una Fiat Panda hanno cercato di sottrarre l'auto, un'altra Panda, ad un operatore
l'operatore ecologico, la cui reazione ha indotto uno dei malviventi ad imbracciare il fucile. Un solo colpo per mandare in frantumi 2 finestrini prima di scappare, senza però rubare l'utilitaria. La scena, durata una ventina di secondi, è stata immortalata dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza di una farmacia e che la polizia è riuscita subito ad acquisire per risalire agli assalitori. Frame che sono stati guardati e riguardati dagli investigatori, ma potrebbe non servire la targa del veicolo visto che si tratterebbe di una macchina rubata. Volevano prendermi l'auto, questo ha raccontato la vittima, che però ha fornito pochi elementi ed ancor meno dettagli agli investigatori, tanto che la testimonianza dell'operatore ecologico preso di mira non sarebbe convincente al 100%. Possibile che per rubare un'auto si spari con una certa facilità? Se lo chiedono i poliziotti della squadra mobile e l'interrogativo apre scenari inquietanti, specie in alcuni rioni cosiddetti a rischio, dove pistole e fucili vengono utilizzati con una certa frequenza. Ancora un mistero, la morte violenta del migrante trovato un cadavere appunto a bordo di un peschereccio carico di profughi partiti dalla Libia. Non se ne conosce ancora la nazionalità, la magistratura ha disposto l'autopsia, c'è anche un ferito, per fortuna non è in pericolo di vita. Davide Sardo. Rimane un giallo, almeno per il momento, il ritrovamento del cadavere di una giovane migrante verosimilmente ucciso con un colpo d'arma da fuoco ed il ferimento di un altro connazionale ad una gamba, sempre con colpo di pistola, a bordo di una carretta del mare intercettata ieri dalla Guardia di Finanza alla largo di Lampedusa. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'immediata autopsia sul cadavere del 32enne trovato sulla barca. La salma è arrivata questa mattina al porto di Porto Empedocle col traghetto di linea Paolo Veronese e si trova adesso alla camera mortuaria dell'ospedale di Agrigento. Anche il migrante ferito è stato trasferito d'urgenza nel soccorso ieri sera all'ospedale San Giovanni di Dio. L'uomo non è in pericolo di vita e il suo racconto agli inquirenti dovrebbe fare piena luce su quanto accaduto sulla barca salpata alcuni giorni fa dalla Libia. I militari della Guardia di Finanza e i poliziotti della squadra mobile nel frattempo continuano a sentire i compagni di viaggio, circa una quarantina, per cercare di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto e soprattutto quando i due sono stati colpiti da un colpo d'arma da fuoco. E questa sera al porto empedoclino sono attesi circa 300 migranti che hanno lasciato l'hotspot di Lampedusa per essere poi trasferiti in pullman nei vari centri di accoglienza delle altre regioni italiane. A Comiso arresti domiciliari per un uomo che ha aggredito la moglie dalla quale si sta separando, minacciandola di morte e colpendola in testa con il casco, procurandole un trauma cranico. Il tutto davanti al figlio. Per entrare in casa della donna il marito violento si era impossessato di nascosto delle chiavi. La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato 60.000 botti illegali e 130 kg di materiale esplodente, in particolare nella zona del mercato di Piazza Carlo Alberto I. I finanzieri hanno individuato una donna, titolare di un esercizio commerciale, che aveva messo in vendita prodotti pirotecnici con una quantità di esplosivo ben superiore a quanto consentito. La donna, in un deposito, inoltre, custodiva oltre 50.000 articoli pirotecnici, incurante delle norme in materia di sicurezza. L'imprenditrice catanese è stata denunciata per commercio abusivo di materiale esplodente. Anno nuovo, nuovi rincari, dalla tavola alle bollette, dalla telefonia all'RCA auto. Il 2024 riserva aumenti per le spese quotidiane e non. Angelo Gagliano. È lunghissima la lista degli aumenti con cui faremo i conti il prossimo anno, tra incrementi dei listini, in certi casi già programmati, in altri attesi o comunque temuti. A partire dall'addio al mercato tutelato dell'energia, la stangata rischia di sfiorare 1.000 euro in più a famiglia in 12 mesi. Sul podio restano cibi e bevande, con più 231 euro su base annua. Non va meglio per auto, treni ed aerei. La fine del mercato tutelato del gas, fissata al 10 gennaio 2024 e della luce luglio 2024, porterà, sottolineano le associazioni dei consumatori, inevitabilmente incrementi delle tariffe. Si calcola circa 220 euro in più annui a nucleo familiare. Altra nota dolente, l'RC Auto. Con 2 automobili, stando al Codacons, ci si ritroverà a spendere 62 euro in più rispetto al 2023.
Un aiuto potrebbe arrivare dal calo dell'inflazione. Io sotto questo profilo sarei leggermente ottimista, nel senso che l'aumento dei prezzi previsto è comunque più basso rispetto a quello che abbiamo subito nell'anno passato. Tra le voci che peseranno di più sui bilanci familiari anche il caro telefonia. Per Asso Utenti gli incrementi saranno di 60 euro annui a utenza. L'elenco dei rincari stimati dalla Codacons continua con le banche, più 18 euro a nucleo a titolo di servizi finanziari e bancari, tariffe locali più 60 euro per rifiuti ed acqua, bar e ristoranti più 68 euro annui a famiglia per mangiare e bere fuori casa. Non si salva il turismo, con aumenti dei listini che interesseranno strutture ricettive e pacchetti vacanza. In un 2023 considerato l'anno più caldo di sempre, la situazione degli invasi in Sicilia è drammatica. Nelle 29 dighe dell'isola si registra un meno 13% di risorse rispetto allo scorso anno. Abbiamo raccolto, credo, l'allarme dei produttori della piana di Catania. Roberta Lunghi. 50 milioni di metri cubi di acqua in meno rispetto al 2022, un dato allarmante quello che riguarda le risorse idriche disponibili nelle 29 dighe in Sicilia. I dati al 1 dicembre 2023 del Dipartimento regionale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico di Sicilia parlano chiaro, con un meno 13% di risorse nell'anno in corso. Complice di certo un tempo più primaverile che invernale nell'isola, con scarse se non assenti precipitazioni, come nel mese di novembre, e temperature al di sopra delle medie stagionali. Il grido d'allarme arriva dagli agricoltori, che vedono falcidiata la produzione, ad esempio degli agrumi coltivati nella piana di Catania. Per quanto riguarda gli agrumi, la carenza, la mancanza totale di piogge di quest'anno ha fatto sì che abbiamo un prodotto di qualità eccellente, però abbiamo un prodotto più piccolo che facciamo fatica a smaltire. L'assenza di precipitazioni, ma anche il caldo, pesa fortemente su una situazione sempre più critica. Dai dati forniti dal Servizio Agrometeorologico Siciliano, il 2023 si candida ad essere considerato l'anno più caldo mai registrato. Tra gli invasi che registrano maggiore sofferenza, il Garcia, che serve a prelevare acqua potabile nel Palermitano, tanto che se entro il 10 gennaio non interverranno piogge consistenti, servirà un tavolo regionale urgente per decidere misure opportune. Occorre, come ci è stato promesso da parte dell'assessore, immediatamente un tavolo di concertazione fra mondo della produzione e mondo delle industrie, perché solo così possiamo sperare che questa campagna porti un poco di reddito ai produttori di agrumi. I produttori sono in subbuglio anche a Sciacca, dove a causa della riduzione della possibilità di attingere acqua irrigua dal lago Arancio nel territorio di Sambuca di Sicilia, il cui bacino è interessato da un'alga tossica, hanno dato vita a un sit-in di protesta e chiedono con urgenza l'intervento della regione. In Sicilia il clima ormai è desertico, bisogna adattarsi a situazioni sempre più estreme. Al nostro telegiornale Alice Quattrocchi: per l'attivista catanese i cambiamenti climatici hanno effetti devastanti per la terra. Tonino De Mana. Il clima che stiamo vedendo in Sicilia non è tropicale, ma è più desertico, e quindi sicuramente questo ci imporrà di riadattarci a delle situazioni sempre più estreme. Nonostante i suoi 18 anni, Alice Quattrocchi, studentessa portavoce del movimento Free Day for Future di Catania, ha le idee chiare, specie sui cambiamenti climatici. Da tempo la giovane attivista è in prima linea per richiamare l'attenzione su un problema globale che anche in Sicilia sta assumendo effetti devastanti. Basti pensare alla torrida estate di Catania, che ha portato anche ad un prolungato blackout elettrico. La città non è stata adattata per affrontare le conseguenze inevitabili della crisi climatica. La Sicilia e in generale il Mediterraneo sono detti hotspot climatici, il che vuol dire che la temperatura aumenta in maniera ancora più veloce rispetto alla media globale, quindi vediamo conseguenze su tutti gli ambiti della vita umana, tra cui appunto l'agricoltura. Sta male la terra e l'ecoansia si fa largo. Ecoansia è un termine per indicare l'angoscia, il timore provato nei confronti della crisi climatica, di ecosistemi alterati, e nel vedere la discrepanza tra le azioni e quello che effettivamente la comunità scientifica dice. Attenzione però a non parlare di ecoansia patologizzando un sentimento che in realtà, per quello che sta succedendo, dovrebbe essere di tutti. Molti ti paragonano a Greta, invece?
Allora io penso che paragonare a Greta possa essere rischioso, perché si riduce il movimento climatico che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo a una sola personalità. Invece noi siamo tanti e dobbiamo riconoscere la grandezza di un movimento che ormai è consapevole del problema. L'attivismo climatico non ha latitudini. Dalla Svezia alla Sicilia il grido d'allarme è identico ed identico è il problema, con una terra sempre più assetata e rovente. Bravissima e altrettanto preparata Alice Quastrocchi. Passiamo ad altro. Catania festeggia i 20 anni del Museo del Cinema, che è all'interno delle Ciminiere, e lo fa con una grande festa alla quale hanno partecipato attori, registi e operatori culturali del settore. Eva Spampinato. Compie 20 anni, ma ha un cuore giovane, straripante di emozioni e che conserva lo stesso fascino del 2003, anno in cui fu inaugurato a Catania dall'allora presidente della provincia, Nello Musumeci. Il Museo del Cinema di Catania, ospitato all'interno del complesso fieristico delle Ciminiere, nacque come un'opera di riqualificazione urbana all'insegna della cultura e continua ad essere un luogo moderno e contemporaneo. È un posto fantastico, emozionante, avvolgente, tocca l'anima, è proprio un posto dell'anima e io sono grata a quelli che lo hanno costruito, progettato. Oggi una grande festa in una data significativa per il mondo del cinema come il 28 dicembre, giorno in cui fu proiettato il primo film dei fratelli Lumière, era il 1895. Ma ci rendiamo conto di quello che abbiamo, ci rendiamo conto di quello che è Catania. Se solo penso a quante produzioni televisive vengono e a quel punto alla possibilità che noi abbiamo di incoraggiare questo percorso che poi alla fine porta turismo. Pensiamo a quello che è successo col commissario Montalbano in tutta quanta la zona del Ragusano. Attori, registi e operatori del settore si sono riuniti per omaggiare un luogo che celebra non solo il cinema ma anche il forte rapporto della Sicilia e di Catania con la settima arte. Come racconta Massimiliano Buzzanca, attore e figlio di Lando Buzzanca, attore siciliano scomparso lo scorso anno, che negli anni 70 fu uno dei simboli del macismo alla siciliana sul grande schermo. Qui ci sono delle realtà, degli attori, dei personaggi, delle idee, dell'humus che non si respira da nessun'altra parte d'Italia. Detto questo, Catania in particolare, questo museo in special modo, è una chicca europea che va coltivata, che andrebbe anche molto più pubblicizzata. Donne che vanno avanti e non si fermano ai primi ostacoli, donne che guardano oltre, insomma, in un periodo decisamente complicato per il ruolo della donna stessa abbiamo affrontato questo tema anche con la scrittrice Stefania Auci. Marco Gullà. Donne che guardano oltre. Si è conclusa con questo tema la rassegna Donne, Parole e Libertà organizzata dal Club del Libro alla Londinese a Palermo. Il ruolo della donna oggi, senza retorica, andando in fondo e quindi oltre. Abbiamo voluto parlare di donne da settembre fino ad oggi, abbiamo cercato di farlo senza retorica, parlando della donna a 360 gradi e con estrema sincerità. E chi sono le donne che guardano oltre, secondo te? Sono le donne del quotidiano, quelle che vivendo la loro vita passo passo, credendoci, perché tuttora fuori di retorica ci vuole anche un grande sforzo a fare bene da donne, riescono a impegnarsi a fare il meglio ogni giorno. Diciamo che il nostro paese non ci aiuta del tutto, c'è tanto da fare. Ma cosa è cambiato dopo tanto sangue e soprattutto dopo l'uccisione di Giulia Cecchettin? Ne abbiamo parlato anche con la scrittrice Stefania Auci, autrice di tanti libri come I Leoni di Sicilia. Donne, soprattutto ragazze, questa è una cosa che ho notato, sono ragazze che denunciano, ragazze che parlano, sono anche figlie di madri che si trovano in una situazione di difficoltà, così come ci sono madri che cercano di tutelare le proprie figlie. Credo che questa presa di coscienza sia fondamentale e credo soprattutto che se una situazione del genere si è verificata, probabilmente la morte tristissima che poteva essere evitata probabilmente di Giulia, ecco, allora questa morte non sarà accaduta senza conseguenze, non sarà accaduta invano. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, le strategie di mercato di Palermo, Catania e Messina. State con noi.
Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Sta per entrare nel vivo il calciomercato con le siciliane, dal Palermo al Catania al Messina, pronte ad operare alcuni innesti nelle rose. A Catania dovrebbero essere 5-6 i partenti. Francesco Triolo. La vittoria in extremis contro la Cremonese ha dato una bella spinta alle ambizioni del Palermo, che adesso è chiamato sul mercato a dare una sterzata al suo campionato. La società ha già individuato dove intervenire, i profili sono quelli di un terzino destro, un difensore centrale ed una punta, i ruoli considerati più deboli. Prima però occorre vendere per ingaggiare gli over. Tra i nomi accostati ai rosa ci sarebbe quello già circolato in estate di Salim Diakité della Ternana, che potrebbe rinforzare il reparto difensivo di Corini, sotto stress nelle ultime uscite. Piace anche Luka Topalovic, sloveno, classe 2006 del Domzal, la cui richiesta è di 3 milioni di euro. Mercato aperto anche in casa Catania. A Lucarelli sono state date le chiavi delle entrate e delle uscite. Saranno ceduti 6 o 7 giocatori. In lista di partenza, dopo Sarau, il portiere Livieri, che tornerà al Pisa, il terzino Mazzotta, che piace alla Casertana, la punta Dubicas, che potrebbe andare alla Juve Stabia, e l'esterno De Luca, che interessa al Siracusa. Rizzo e Ladinetti invece andranno via dopo aver smaltito gli infortuni. In entrata l'obiettivo numero 1 è l'esterno d'attacco Cicerelli, ex Lazio. Piace il fantasista Falletti della Ternana. A Messina, dopo i saluti di Ferrari e De Matteis, dovrebbero arrivare 2 rinforzi dal Cosenza: il terzino sinistro Salvatore Lavardere e l'attaccante Alessandro Arioli. Dallo Spezia dovrebbe arrivare il centrocampista Leonardo Pedicillo, che già in estate aveva svolto il ritiro estivo col Messina. Il sogno è quello di Marco Rosafio, in uscita dalla SPAL. A una settimana dal delitto di Lino Ceresia in discoteca a Palermo, aumentano buttafuori e vigilanza nei locali, ma la paura continua a crescere. Gli agenti sono ovunque, ma a Palermo non c'è ancora un presidio fisso delle forze di polizia nelle zone più esposte del centro. Qui la malamovida, le baby gang non c'entrano. Questa è criminalità bella e buona, organizzata in gruppi contrapposti che scelgono le discoteche cercando la rissa per affermare il proprio potere e spacciare droga senza rivali. L'avete sentito ormai dal nostro telegiornale. Le telecamere ci sono, ma sono private. Sono degli stessi proprietari dei locali e hanno filmato purtroppo la morte di Ceresia, ma non servono a prevenire di fronte a decine di persone, anche 50 volte, che forzano gli ingressi cercando lo scontro, e abbiamo visto sparando con estrema facilità. Non solo, qualcuno ha tranquillamente lavato e ripulito la scena del crimine. Tutto questo lo chiamano Far West. E intanto abbiamo appreso con stupore ieri il Consiglio Comunale straordinario convocato per varare nuove e più severe regole sulla movida contro il Far West è andato deserto. La seduta è saltata, non c'era nessuno. Eppure l'appello proveniva dalla prefettura e dallo stesso padre di Lino Ceresia, perché aveva detto che la sua morte non sia inutile. Già, niente norme più stringenti e niente lampeggianti fissi delle volanti sul posto. La sicurezza dei nostri ragazzi e la legalità del capoluogo regionale possono attendere. Ci fermiamo qui, prossimo appuntamento col TG Sicilia alle 20, grazie e buon pomeriggio.